Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Sicilia rovente con temperature in salita rispetto alla mattinata, nel catanese sfiorati 46 gradi a Ramacca, ma è Catena Nuova, la capitale del caldo in Europa, con 47 gradi. In molti comuni attivati punti ristoro, l'ondata di afa proseguirà almeno fino a venerdì. Con l'arrivo di caldo e vento si allarga la piaga degli incendi in Sicilia, oltre 200 gli interventi odierni. Il capo della Protezione Civile regionale Cocina, sono tutti dolosi e colposi. Scandalo sui referti, in ritardo all'Aspe di Trapani, fissata per settembre l'udienza per l'incidente probatorio chiesto dalla Procura. Sono 19 gli indagati. La storia di Oriana, costretta ad aspettare 1 anno e mezzo per una risonanza. L'appello della giovane di Milazzo nel Messinese, affetta da una malattia rara, dice ascoltateci. Coca e crack, a Catania scoperto al Librino un supermarket della droga organizzato da un 30enne posto ai domiciliari. Il calcio, il Palermo alza il ritmo degli allenamenti in Valle d'Aosta. Il DS Osti intanto prepara un nuovo colpo di mercato. Serie C slitta a sabato la prima uscita stagionale del Catania, che lavora a Norcia, dirigenza impegnata sul mercato per definire acquisti e cessioni. Ancora ben trovati, il grande caldo in Sicilia, le temperature sono in aumento e sono state in aumento rispetto alla mattinata. Nel pomeriggio si sono registrati davvero molti comuni con temperature ben oltre i 40 gradi, 45,7 gradi nel catanese a Ramacca, a Palermo bollino rosso fino a domani. Ma sentiamo Marco Gullà. Punte di 45,7 gradi a Ramacca, 44 gradi ad Aidone, 44,5 a Francofonte. Sono i numeri del grande caldo in Sicilia. Le temperature nella regione sono aumentate rispetto alla mattinata. L'AFA sta avvolgendo l'isola. Anche molte zone costiere sono roventi, con valori tra i 35 e i 38 gradi. Oggi bollino rosso a Palermo e anche per domani il capoluogo siciliano avrà allerta massima per ondate di calore. Ventaglio e bottigliette d'acqua, elementi inseparabili per chi vuole passeggiare in centro, come i tanti turisti. Stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli per oggi e per domani. In giro solo taxi e altri mezzi, ma non le carrozze, tanto discusse in queste ultime settimane. Si sono anche fermate nella fascia oraria più calda le attività nei campi, nei cantieri edili e nelle cave. Tra le città più calde in Sicilia c'è Siracusa. L'amministrazione comunale ha predisposto diversi punti di ristoro. Abbiamo organizzato 6 punti di ristoro, di rinfresco. Sto venendo dall'Urban Center, dove con mio piacere ho trovato 2 turisti che si stavano rinfrescando. I consigli per fronteggiare il caldo sono sempre gli stessi. Acqua, ventaglio e aria condizionata degli uffici, altrimenti non si può lavorare, e a casa ci difendiamo come si può. Tanta acqua, restare idratati e portare un cappellino, che io non ho in questo momento, però lo consiglio vivamente. Anche nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, si registreranno temperature altissime, ma c'è chi come questi turisti sfida il termometro in bici a passeggio per Palermo. E poi ci sono gli incendi, purtroppo con il grande caldo, in questa occasione anche con il vento, si allarga davvero la problematica degli incendi nell'isola. Oggi durante il nostro Sicilia 24 Focus abbiamo sentito anche Salvo Cocina, che è il capo della Protezione Civile regionale. Sono tutti incendi dolosi o colposi. Sentiamo. La Sicilia brucia. Come sempre avviene quando salgono le temperature, i piromani entrano in azione. Sono decine, se non centinaia, gli incendi boschivi che impegnano vigili del fuoco, forestale e protezione civile. La più colpita è la piana di Catania, ma ci sono incendi che rallentano il traffico lungo la Palermo-Catania, la A19 nella Sicilia centrale, altri lungo la statale 113. Una situazione complessa, come ha confermato oggi il direttore della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. Ci sono oggi 220 interventi in atto, in gran parte sono vigili del fuoco, forestale e poi volontari di protezione civile. E la zona più bersagliata, ripeto, è la piana di Catania.
Nella Sicilia occidentale bruciano Montelepre, Giardinello, Sagana, Pezzingoli, decine gli incendi gravi nel Catanese, 3 nell'Agrigentino, 2 nel Nisseno, 4 nel Messinese, 3 nell'Ennese, 1 rispettivamente a Ragusa e a Siracusa. E secondo sempre la Protezione Civile si tratta di incendi dolosi. Non sono tutti incendi dolosi comunque o colposi chiaramente, perché purtroppo in Sicilia permane questo vizio atavico di fare pulizia dei terreni con il fuoco. Nel Catanese tra i comuni più colpiti Randazzo, Belpasso, Adrano, Caltaginone, Mascali, Mascalucia, Licodia e Eubea, nell'Agrigentino Casteltermini, Burgia, Calmuto, nell'Ennese Aidone e Piazza Armerina. Preoccupano anche gli incendi minori che potrebbero propagarsi. Cioè, il vento è un elemento fondamentale e discriminante che può fare cambiare tutto e che produce danno poi. La temperatura alta in sé non è che significa automaticamente incendio forte. No? Fiamme anche lungo la Modica Pozzallo, dove si registra l'incendio più lungo in termini di durata e dove sono impegnate 25 squadre e 13 mezzi nel tentativo di circoscrivere le fiamme. Ma l'ondata di caldo che sta investendo la Sicilia, come abbiamo sentito, certamente fa parlare di sé anche nel resto d'Europa, perché c'è un comune, quello di Catena Nuova, che non è appunto nuovo ai record. Oggi abbiamo registrato 47 gradi all'ombra, è andato a Catena Nuova. Tonino De Mana. Io vengo della Costa d'Avorio. Fa più caldo qui o in Africa? Qui. E se lo dice Koulibaly, possiamo crederci. La bolla africana stringe in una morsa la Sicilia ed in particolare Catena Nuova, il comune ennese più torrido d'Europa, alle prese con stagioni estive sempre più roventi. Girare in paese equivale ad una vera e propria sfida di sopravvivenza, anche se gli abitanti del luogo sembrano abituati. Anche peggio ne abbiamo avuto. Il caldo diventa una situazione marginale poi. Ma adesso li vedo con la lingua di fuori sotto l'albero. Sì, adesso sono stati da noi a ricevere il materiale per il gioco. I genitori fanno delle raccomandazioni quando lasciano il bambino al Summerfest? Sì, i genitori diciamo che sono forse le persone meno contente di queste attività perché vorrebbero salvaguardare i loro figli dal caldo. Ma il caldo opprimente c'è, richiede precisi accorgimenti e il chiosco è un'oasi felice. Cosa stiamo bevendo? Un po' di tè con la granita. E birra? No, quale birra? Con questo caldo la birra ci fa collassare. È tè al limone. Uno dei rimedi per fronteggiare l'ondata di calore qual è? Mangiare la granita siciliana. Che gusto? Al pistacchio, rigorosamente di Bronte. Si può dire? Sì. Litri e litri d'acqua da bere per le docce. Io la media di 3 docce sicuro. Anche un 5. Evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto e utilizzare il climatizzatore. Consigli rispettati appieno in questa casa, non distante dalla centralissima Piazza Marconi. Ore 9:30 il termometro segna 41 gradi, che pian piano salgono e superano i 47, all'ombra naturalmente. Per questa volta però il record di 48,8 è solo sfiorato, ma ne siamo certi, presto sarà abbattuto. E adesso voltiamo pagina, andiamo allo scandalo dell'ASP di Trapani, fissata l'udienza per settembre, l'incidente probatorio che è stato chiesto dalla Procura che coordina le indagini sui ritardi nella consegna dei referti istologici. Ci sono 19 indagati. Laura Spanò. Scandalo sui ritardi dei referti istologici all'ASP di Trapani. Il GIP Massimo Corleo ha fissato per l'8 settembre l'udienza per l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Trapani. Sono 19 gli indagati e tra le parti offese, oltre a 8 pazienti, sono state individuate dal GIP anche l'ASP di Trapani e l'Assessorato regionale alla salute. I quesiti posti dalla Procura all'indagine affidata all'EPM Sara Morri e Antonella Trainito sono definiti in questo senso: assumere la testimonianza dei pazienti e la nomina dei periti medico-legali che dovranno accertare se le condizioni cliniche dei pazienti hanno subito un aggravamento a causa degli accertati ritardi nella consegna dei risultati istologici, l'individuazione dei cosiddetti profili di colpa degli indagati caso per caso. Sono 17 i capi di imputazione. I reati contestati e in concorso tra gli indagati sono omicidio e lesioni colpose e omissione d'atto d'ufficio. L'8 settembre sono previste le audizioni della professoressa Maria Cristina Gallo. Con la sua denuncia è scattata l'indagine giudiziaria e di un altro paziente, Vito Scurto. A fine settembre è prevista invece l'udienza per la nomina dei periti.
E al nostro telegiornale la testimonianza di Oriana, una 23enne invalida di Milazzo che cerca di prenotare una risonanza magnetica, ma la prima disponibilità è dicembre 2026. Luca Ciliberti. A me è stata data la prima risonanza a giugno 2026 e la seconda a dicembre 2026. Lei è Oriana, 23 anni, volto solare, animo combattente. È invalida all'80%, titolare di legge 104, affetta da una malattia rara autoimmune ed è già sottoposta a diversi interventi chirurgici, vittima di 3 perforazioni intestinali nel tempo. Secondo la sanità regionale non ha alcun canale preferenziale per ottenere un esame strumentale. Le sue richieste per 2 risonanze con carattere d'urgenza a 120 giorni verranno posticipate di 1 anno e di 1 anno e mezzo. Io ho la vasculite di Bechet o Bechet, che appunto è una malattia rara autoimmune, che nel mio caso mi ha colpita a livello neurooculare e gastrointestinale. Essendo appunto una malattia autoimmune è abbastanza imprevedibile e essenzialmente potrebbe colpire qualsiasi tipo di organo appartenente a me. Quindi è di fondamentale importanza fare questi controlli. Il Sovracup, a cui si è rivolta la famiglia, ha disposto che quegli esami, le 2 risonanze magnetiche appunto, per ora, anche volendo, non si possono neanche eseguire in intramenia, ovvero pagando. Alle istituzioni chiedo di ascoltarci in primis, capirci, metterci nei nostri panni, soprattutto appunto di noi fragili, e di prendere dei provvedimenti. La famiglia e Oriana, che già una volta sono stati costretti a sborsare 1.300 euro per fare gli esami privatamente, stanchi di subire, hanno denunciato tutto e la sua storia è finita in procura, oggetto di un'indagine. E contro il taglio dei posti letto previsto nella bozza della nuova rete ospedaliera, oggi la protesta dei sindaci e i consiglieri di Gela e Mazzarino che si sono riuniti davanti a Palazzo dei Normanni. Gerri Italia. È il giorno della protesta istituzionale. Consiglio Comunale e Giunta di Gela, affiancati da una delegazione di Mazzarino, si sono dati appuntamento davanti all'Ars per una seduta monotematica all'aperto. L'obiettivo è chiaro: respingere il piano regionale sulla rete ospedaliera che, secondo i sindaci, penalizza pesantemente il territorio. A preoccupare sono soprattutto i tagli previsti per l'ospedale Vittorio Emanuele. In contemporanea, dentro Palazzo ai Normanni, l'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni espone la proposta di rete ospedaliera in commissione assieme ai dirigenti Salvatore Iacolino e Giacomo Scalzo. La commissione dovrà esprimere un parere vincolante. Già la scorsa settimana il sindaco Di Stefano aveva portato le istanze della città direttamente alla commissione, chiedendo il rispetto della rete ospedaliera 2019 e l'attivazione di reparti mai avviati. Oggi ribadisce la sua posizione in piazza. Abbiamo deciso di venire qui proprio per dire no ai tagli incondizionati, no ai tagli senza una programmazione, in maniera particolare un no ai tagli dell'ospedale di Gela. Si tratta di un'area SIN, di un'area altamente danneggiata dall'industrializzazione degli anni passati ed è un territorio che deve essere salvaguardato. A Palermo anche il sindaco di Mazzarino che denuncia la marginalizzazione dei piccoli centri e l'impoverimento progressivo dell'offerta sanitaria. Siamo qui per dire con forza l'ospedale di Mazzarino non si tocca e così come abbiamo fatto in passato faremo questa volta le battaglie qualora le nostre proposte non venissero recepite. Una protesta istituzionale civile e partecipata che punta a far cambiare rotta alla Regione e ad aprire un confronto vero sul futuro della sanità nei territori più periferici. Ed è stata fermata a Lampedusa la nave Aurora della ONG Sea-Watch. Il fermo è stato disposto per una durata di 20 giorni in applicazione del decreto Piantedosi per un soccorso che la nave ha effettuato lo scorso 14 luglio quando aveva tratto in salvo 70 persone in acque internazionali. Si tratta del quinto fermo nelle ultime 6 settimane ai danni delle navi di soccorso civile. Intanto sono 9 gli sbarchi registrati oggi a Lampedusa con l'arrivo di 548 migranti. E noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo con la cronaca e andremo direttamente a Librino dove è stata interrotta l'attività di una piazza di spaccio. A tra poco. Siamo tornati in studio. A Catania è stata smantellata una piazza di spaccio nel quartiere di Librino. La gestiva un 31enne che si trovava agli arresti domiciliari. 8 gli arresti, 7 gli indagati. Luca Ciliberti.
Le telecamere piazzate dai carabinieri su via Capinera nel rione Librino a Catania hanno immortalato una fiorente attività di spaccio di crack e cocaina documentata da febbraio a giugno. Il gestore era un 31enne già ai domiciliari che aveva messo in piedi un vero e proprio supermarket della droga. Avvalendosi di una fitta rete di sentinelle e di un avanzato sistema di videosorveglianza, il 31enne sarebbe riuscito a bloccare lo smercio in caso di controlli delle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini della Procura di Catania però i carabinieri sono riusciti ad arrestare 10 complici dell'uomo e a denunciare 16 persone sequestrando mezzo chilo di crack e cocaina. Ogni componente della banda aveva un compito specifico, dal trasporto per l'approvvigionamento fino allo stoccaggio, dal confezionamento e alla successiva cessione delle droghe. 2 si sarebbero occupati di custodire la cocaina e il crack per poi consegnarla al successivo livello dell'organizzazione. Le sostanze sarebbero state trasportate da 5 corrieri fino al domicilio del capo per la successiva ripartizione e vendita al dettaglio all'interno della sua abitazione. Le dosi venivano esposte in soggiorno e infine arrivavano al consumatore finale, vendute direttamente dal balcone di casa. Adesso sempre la droga, ma andiamo a Messina, era nelle mani del clan di Mangialupi che forniva anche alcune piazze del Catanese 14 agli arresti. Francesco Triolo. Traffico di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, sono i reati contestati a 14 persone, 13 arrestate in carcere e 1 ai domiciliari, raggiunte questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'indagine ha consentito di ricostruire i ruoli svolti da ciascuna all'interno dell'organizzazione, 11 messinesi, 3 calabresi, c'era un capo detenuto in carcere ma che tramite la disponibilità di telefoni cellulari riusciva a comunicare all'esterno le proprie disposizioni. Per la gestione degli affari si avvaleva del padre e della zia che avevano il compito di gestire l'attività di spaccio e gli introiti dell'organizzazione e della compagna che fungeva da sua portavoce ma anche da recupero del denaro. C'erano poi i bracci operativi che pensavano all'approvvigionamento, alla gestione dello spaccio e al reperimento di armi, mentre i corrieri trasportavano la droga anche via mare nei luoghi di custodia individuati in città. La polizia è riuscita a monitorare i diversi canali di approvvigionamento, soprattutto nell'Interland della provincia di Reggio Calabria. Grazie al rapporto fiduciario con i calabresi, il clan riusciva a rifornire anche alcune piazze di spaccio catanesi per poi dividerne i guadagni. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati oltre 3 kg di cocaina, quasi 20 kg di marijuana, 2 kg di hashish per un valore di 1,5 milioni di euro. Ma l'indagine ha evidenziato anche la disponibilità di armi del gruppo e il facile ricorso alla violenza che permetteva al sodalizio criminale di accrescere la propria forza e affermare la propria egemonia sul territorio. Ed è allarme stupri nel centro di Palermo, in particolare nell'area fra il quartiere della Calza e il Foro Italico. Già 3 le aggressioni negli ultimi 10 giorni. Maglio Viola. E allarme stupri nel centro storico di Palermo e in particolare nell'area che sta fra il popolare storico quartiere della Calza e il lungomare del Foro Italico. Già 3 gli episodi accaduti negli ultimi 10 giorni che fanno temere la presenza di una sorta di stupratore seriale che fino ad ora però per fortuna non è mai riuscito a portare a termine il suo intento criminale. L'uomo, probabilmente un nordafricano, opererebbe sempre allo stesso modo ed è stato descritto in modo analogo da tutte e 3 le donne sfuggite alle sue aggressioni, avvenute tutte nella zona di Porta dei Greci, un'area appunto fra la Calza e il lungomare del Foro Italico, nella quale spesso da anni ormai si accampano extracomunitari irregolari con tende da campeggio abusivi o giacigli improvvisati. L'ultimo episodio risale a 2 giorni fa. Una giovane donna aveva parcheggiato l'auto quando è stata aggredita alle spalle e trascinata al buio di un vicolo interno. La ragazza in preda al panico tentava di chiamare aiuto col cellulare ma il telefonino le veniva subito sottratto. In questo frangente però riusciva a divincolarsi e scappare fino a incontrare un gruppo di passanti per chiedere aiuto. Analoga aggressione nei giorni precedenti al festino, interrotta dall'intervento di 2 commercianti ambulanti che avevano montato la bancarella proprio nei pressi della medesima Porta dei Greci. Una terza aggressione è stata raccontata da una giovane donna ad un'associazione che si occupa dei diritti dei migranti. Le descrizioni coincidono ed è dunque partita la caccia all'uomo, anche se al momento è difficile dimostrare le responsabilità, visto che le descrizioni non sono sufficienti a identificarlo con certezza. E da ieri sera a Palermo è attivo un presidio interforze a Piazza Caracciolo, nel cuore della Vucciria, per garantire sicurezza, decoro e accompagnare la riqualificazione dell'area in seguito anche all'ordinanza di pedonalizzazione in fase sperimentale, il tutto fino al 31 dicembre. Noi ci fermiamo adesso, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo con il calcio, inizieremo con il Palermo in ritiro, a tra poco.
Siamo al calcio, andiamo subito a occuparci del Palermo tra ritiro e mercato, le ultime da Marco Gullà. 10° giorno di preparazione, ritmi che salgono. Il Palermo va avanti nel suo ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta e tra fatica e sorrisi inizia ad assimilare i dettami tattici di Pippo Inzaghi. I muscoli si sciolgono, il lavoro aumenta, ma anche l'entusiasmo del gruppo, sempre più in simbiosi con il suo allenatore. Stiamo lavorando forte, soprattutto fisicamente. E proviamo di creare uno spirito di gruppo per fare il massimo in questo campionato molto difficile. Mercato, dopo Palumbo, atteso in queste ore a Châtillon, il Palermo ha intensificato le trattative per l'acquisizione del difensore Bani. Un'intesa con il giocatore era già stata raggiunta, restava da definire l'accordo tra le società, che a quanto risulta è stato trovato sulla base di un trasferimento pari a 2 milioni di euro. Fondamentale in questo contesto è stata la volontà del difensore, il quale, nonostante il tentativo del Genoa di trattenerlo mediante una proposta di rinnovo contrattuale fino al 2026, è attratto dal progetto rosanero. Ieri presentata a Mondello la terza maglia ufficiale che vediamo in questa foto. Adesso alle siciliane di Serie C ci fa il punto Francesco Triolo. Si lavora a Norcia, ritiro del Catania, si lavora al ritmo di 2 sedute al giorno, palestra, parte atletica, esercitazioni per reparto durante il giorno, parte tecnica il pomeriggio, con partita della finale. Il menù di Toscano per la squadra per adesso è sempre simile, c'è da mettere benzina nelle gambe e quindi occorre sudare. Intanto la prima uscita stagionale contro i dilettanti del Trodica è stata spostata a sabato 26 luglio. Sul fronte mercato invece la società sta lavorando alle cessioni di chi è fuori dal progetto. Peraltro è destinata al Crotone, ma con i calabresi si sta studiando la formula migliore per entrambe le parti. Un altro in uscita è Bocic, per il quale è ormai avviata la trattativa per far rivestire l'azzurro del Siracusa del nuovo direttore sportivo Antonello Laneri. Per Teio invece la soluzione sarebbe oltreoceano. Il club sta discutendo infatti con una società di Medellin in Colombia. In entrata il direttore sportivo Ivano Pastore, sempre in pressing per il centrocampista Andrea Vallocchia. La Ternana fa un po' di resistenza a privarsi del giocatore in un reparto che ha visto già diverse partenze, ma il Catania avrebbe dalla sua la volontà del giocatore. Un altro rinforzo poi atteso ancora per il reparto avanzato e per la difesa il Catania avrebbe sondato Celiento del Trapani. I Granata devono fare i conti anche col pressing della Ternana su Ciuferri, mentre hanno rescisso il contratto con Kragl finito all'ambiziosa Nissa in Serie D. E con questo il telegiornale finisce qui, grazie a tutti voi per l'attenzione e buona serata.